Siamo sulla terrazza di San Martino, la Google Maps dei napoletani. Prima che Google inventasse Maps, infatti, intere generazioni di napoletani sono venuti sempre qui sulla terrazza a capire qual è quella cupola, qual è quel tetto, qual è quella strada. Ma alle mie spalle c'è anche lo scrigno di arte, cultura, bellezza più prezioso di Napoli, la Certosa di San Martino. San Martino, come è noto, a Napoli protegge i cornuti e vorrei parlarvi appunto di un cornuto. Sapete chi era il più cornuto famoso napoletano? Beh, ne parliamo un attimo fra poco. Carlo Gesualdo da Venosa, compositore di madrigali, a fine Cinquecento arriva a Napoli e va di casa qui, al Palazzo San Severo, in piazza San Domenico Maggiore. Sposa la donna più bella dell'Italia meridionale, Maria d'Avalos, ma le cose non andarono affatto bene. Di lì a poco, infatti, Maria d'Avalos conobbe Fabrizio Carafa, che abitava proprio qua su Spaccanapoli, a Palazzo Carafa, quel palazzo meraviglioso, quello che ha quegli spegnifiaccola di pipe erano bellissimi. Fra i due nasce un amore irrefrenabile, incontenibile. Tutta la città sapeva, tutta la città murmuliava, tranne che il povero Carlo Gesualdo, che continuava ignaro a comporre i suoi madrigali. Perché diciamo la verità, se uno viene a sapere una storia di corna, ma non è che uno si mette in mezzo, no, a meno che non sia un parente. E infatti un cugino cardinale si chiama Carlo Gesualdo e dice: Carletto, ma apri gli occhi, guarda che qui sul conto di tua moglie girano voci veramente infami. Lui appura la verità e allora ordisce una vendetta tremenda. Sapete che fa? Finge di partire per una battuta di caccia agli astroni, dove avrebbe dovuto dormire nottetempo. E invece nel cuore della notte Carlo Gesualdo piomba a Palazzo San Severo e trova i due amanti in camera da letto, nella sua camera da letto. Carlo Gesualdo non ci vede più. A dire il vero, Maria d'Avalos tenterà un'estrema difesa, questa è storia, naturalmente. Sapete come si fa in questi casi, no? Caro, non è come pensi. Caro, posso spiegarti tutto. Ma stavolta il nostro Carlo Gesualdo non ci credette. Lei sostenne che si erano riuniti in realtà per la preghiera del Vespro. No, stavolta era troppo. Carlo Gesualdo li fece ammazzare dai suoi sgherri, infierì con 50 coltellate sui corpi grondanti di sangue e poi mise i corpi grondanti